Lindo Studios presenta. Pronto? Pronto, buongiorno. Mi sente? Pronto? Ti sento. Mi sente? Chi parla? Buongiorno, senta, le volevo comunicare, lei è il signor Mario? Sì, ma lei è? Le volevo comunicare che io ce l'ho più grosso di lei. Ah sì? Sì, molto più grosso di lei. Che il cervello? No, l'uccello. All'uccello? E sa chi me l'ha detto? Può immaginarlo? No. Beh, una persona che l'ha preso da tutte e due. È evidente, no? È chiaro. È chiaro. Allora limpido. quindi, È limpido. non mi dica altro se non fa pubblicità, vero? Le vecchie pubblicità che solo lei conosce essendo vecchio e bacucco. Senta, signor Mario, Sì? le volevo dire anche che io in questo momento ce l'ho in mano e sto giocando a baseball. Se lo faccio nel culo allora. Non posso, non mi si piega. Pronto? Pronto? Sì? Sì, buongiorno. Le volevo comunicare, mi sente? Sì. Le volevo comunicare che io ce l'ho molto grosso. Cosa ride? Lei ride, vabbè, rida pure, mi fa piacere. È un perfetto idiota, un pervertito e un miserabile. Allora? Ecco, sì, no, le volevo anche aggiungere che ce l'ho in mano. La roia della tua mammaccia? Ecco, Mettilo in bocca la roia della tua mamma, la tua moglie e i tuoi figlioli se ce l'hai. era stato più originale prima. Pronto? Mi dici una cosa, Vasco? Vasco? Che ti dico? Quando tu trombi, no? Ma le donne Sentivo. restano serie? Sentita perché ma belle coglioni. Ah, bella questa! Anche un po' sboccato, bravo, bella! Figliale nel culo se ci vuoi. Bellissimo! Se ci vuoi andarci da tutti. Pronto? Ho trovato il motivo per Luca, me lo può passare per piacere? Te lo vai a stroncare nel culo te chi sei? Speriamo bene. Speriamo bene. Io dormirei volentieri all'addiaccio con lei. Come? All'addiaccio. Ma scusi, ma No, chi è? non è una bestemmia, è all'addiaccio. All'addiaccio. Chi sarebbe? No, di notte, no? Che cazzo vuoi da me, scusi? Come ha detto, scusi, ha Ma detto... cosa vuole da me? Ha detto cazzo signora, io la censuro. Pronto? Sì, pronto, volevo parlare con la signora Liberata. Chi la vuoi? Salemme. Ma non rompe coglioni. Ma come si permette? Pronto? Sì, Signora, senta, ormai non c'è più tempo. Per cui io non so, suo marito Osvaldo è sicuramente morto, giusto? lei deve andare a fanculo. Lo sapevo, signora. Non può esserci conclusione migliore. Arrivederci. Chi è lei? Uno che deve andare a fanculo, signora. Appunto, vada a fanculo. ci sto andando, signora. Che vuole? Se ci viene Osvaldo morto, ma chi è lei? Ma Osvaldo morto non me ne frega nulla, ma spero che sia vivo. Ma signora, ma io devo andare a fanculo, non posso stare al telefono con lei. Non mi trattenga più, signora. Basta, devo andare a fanculo. Sei pronto? Sono sempre io, perché? Perché mi respinge anche lei? Anche lei! Ma vaffanculo! Signora, buongiorno. Sì? Senta, volevo il signor Antonio, per favore. Chi è che parla? Senta, qui non so se lei è la moglie? Sì? Non so se lo posso dire, ma comunque io sono il signor Schizzo della Spermoteca Toscana. Lei sa che il signor Antonio è un donatore nostro, della Spermoteca. Ma lei è un grandissimo stronzo, le faccia qualcun altro. Ma signora, ma ha visto che cognome ha? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Raulo? Sì? Stavo per farti una rima, Raulo. Raulo o Raulo? Raulo. Raulo. Raulo, meglio così, perché Raulo dice magari... No, giusto, Io sono il grande Budello, cosa rispondi? Ma questo è affari suoi. Ah, questo va bene però, Budello, ti dovrà dire qualcosa, no? Vuoi partecipare al grande Budello? Ma dipende. Ecco, ma da cosa? Da che budello sei? Sono un Budello livornese. Ma puoi essere da dove ti pare, anche della rotta angulo di Tumà. Oh, ecco. Così ti piace, no? Sì, ecco, vedi che hai capito. Vai avanti. Oh, non mi abbandonare sul più bello. Insisti? Incoraggiamolo. Pronto? Insisti? Sì, appunto, ho bisogno. Allora, è ripartito bene.
Allora, si No, diceva... son partito molto, ma molto male, altro e bene. Cioè? Cioè che non mi devi rompere il cazzo. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, servizio rintronati del comune Senso del Pudore. Dobbiamo venire a prendere il signor Saverio. Poveri scemi. Pronto? Pronto, signora Giuliana? Oh? Mi sente? Sì. C'è un ettaro di fava, signora. Un ettaro di fava, signora. Prendi il culo. Pronto? Pronto? È inutile che lei tenti di convincermi, ha capito? Io sono cattolico, apostolico romano, non mi schiodo dalla mia posizione, dalla mia fede. Io ho la mia fede, ha capito? Io non voglio che nessuno mi venga in casa come lei e quelli che mi manda lei. Ma e chi si manda in casa? Mi manda tutti i testimoni. E tutti i testimoni, witness, testimoni. Ma e chi è lei? E vengono apposta da Genova, ma non si può, capito? Non si può. Non me li mandi più, ha capito? Non me li mandi più! Ma chi ci sono mandato? Ma tutti mi manda! Ma chi è? Di tutto e di più, ha capito? Ma Non chi me è li lei? mandi Chi è più! lei? Eh? Chi è lei? Come si permette di alzare la voce? Non alzi la voce con me, ha capito? Pronto? Siccome devo fare una partita di calcio, no? Ci manca la palla, mi manda Maria. Ma ci va a farti una grandissima sega. Pronto? Pronta signora? Mi scusi, ma io mi ho riattaccato solo per vedere è caduta la linea. Mi è rimasta la lingua fuori mentre stavo leccando la fica. Come devo fare? 3 dritti a dentro? Non la fica, la lingua. Vattene a fanculo! Pronto? 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 Chi parla? Sì, sono rimasto con la lingua di fuori. Chi? Sono rimasto, che sei mala? Sì. Ah, bene, senti mala, sono rimasto con la lingua di fuori. E te sei ciucco. No. Se sei rimasto la lingua di fuori vuol dire che sei un abete. No, sono il tuo cognato. Sono il tuo cognato. Ma va a letto, vai. Con te? Pronto? Pronto signora? Pronto? Pronto? Signora, guardi, mi è successa una cosa. Sono rimasto con la lingua di fuori. E allora? Allora io sono un amico di Gianluca. Io sono un amico di Gianluca. Lo sapete, ma un consiglio, come mai qui non mi rientra la lingua dentro? Fatticela mettere dalla tua moglie. No, io ci ho provato, signora, io infatti stavo qui con lei, mi stavo leccando la fica. Purtroppo non mi è rimasto altro che lecca e non tornava dentro. Allora fatticelo mettere nel culo dalla tua moglie, stupido. Pronto? Buongiorno signora. Buongiorno. Sa chi sono io? No. Io dico? Sì. Il grande budello. E va in culo te tu ma. Pronto? E allora? Le volevo dire, noi abbiamo la telecamera proprio nel suo water, siccome si è smerdata un po', me la va a ripulire. Allora guardi, vada a fanculo, lei Ma se la vuole in culo la telecamera cerchiamo di fare qualche cosa di... Pronto? 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 Mi sente? Sì? Ah, ecco perché sembrava non mi sentisse. Senta, io le volevo dire che non ho molto tempo, per cui vorrei venire subito al sodo, al nocciolo della questione, va bene? Scusi, con che... No, ho detto non ho molto tempo, per cui vorrei venire subito al nocciolo della questione. Con chi vuol parlare lei? Con lei, aspetti, le dico subito insomma, come dire, l'argomento. Si tromba? Va in culo! Appunto! Senta, Luciano le stava chiedendo, che poi sono sempre io, no? Come chi è? Cosa vuole? Si può sapere? Ah, il marito? Sì. Ah, buongiorno, senta, questo le volevo dire, volevo sposare sua moglie. Ah, sì? Luciano vorrebbe sposare sua moglie. Ah, va bene, sì. Ma siccome Luciano sono sempre io, parlo in terza persona, no? Ho capito. Luciano vorrebbe sposare sua moglie perché... Ma ormai è troppo tardi, ci vedete in finocchio allora. No, guardi, la cosa importante è questa, che siccome anzi Luciano e sua moglie hanno gli stessi gusti, gli stessi problemi anche di pronuncia un po'... guardi, se c'è dei problemi... Un po' nasali, no? Allora le volevo dire questo, Luciano avrebbe tanto piacere di chiedere la mano di sua moglie. Sì, sì. Guardi, va lì sul viale della stazione, tutte le notti ci sono.
Puttane? Sì. Allora la mette sua moglie allo stesso piano? No, te sei in finocchio, te. Ma guardi che Luciano non è un finocchio, Luciano tromba, È pronto? Guarda. Luciano! Oh bello, vaffanculo, vai! Pronto, Giuliano? Pronto, Giuliculo? Giuliculo? Giuliano? Sì, appunto. È un sinonimo, Giuliculo. Sì, cosa volete? Giuliano, Giuliculo, no? Sei Sì. tu? Senti, volevo sapere, stasera, Sì. saresti disponibile per... Ma te la piglia in culo. Ma cosa vuoi? Lo vuoi prendere in culo? Stasera? E la puttana di tu, ma? Ma Giuliculo, ma vaffanculo. Ma Giuliculo. Pronto? Pronto, signora? Pronto? Signora? Sì? Ecco, senta, il signor Giuseppe in casa? No? Quando torna? Stasera? Lei che è la moglie? Sì. Ah, senta signora, le ha parlato, io sono il signor Feci della Concimart. Le ha parlato di me, di questa cosa? Signora? Io no. Signora, un po' più veloce. Senta, quindi praticamente non sa niente lei? No. Allora glielo dico io. Il signor Giuseppe ha fissato con me per una fornitura di escrementi. Ma lei l'ha mai preso nel culo? Pronto? Buongiorno. Mobilificio Giorgio Gigi di Quarrata. Allora va bene, oggi va bene, come d'accordo, li mandiamo tutti i mobili, l'arredamento della casa, Mister G, vaffanculo, vai. Perché io non li prendo, ha capito? Pronto? Ha capito? Io non li prendo i numeri, va bene? Li prenda lei, casomai. Ha capito? Che cazzo sei a dire? Chi sei? Cazzo, te lo dici a qualcun altro di famiglia tua. in culo. Hai capito? Pronto? Vi preghiamo di attendere. Vi preghiamo di attendere. Poi c'è altro? Sì, c'è un'altra cosa. Poi c'è altro? Vi preghiamo di attendere. E poi? Lei, scusi, lavora in legno? No, io lavoro il ferro. Scusi, io leggo lavorazione del legno. Lo sai perché lavoro il ferro? Perché mi faccio i cazzi miei. Perché c'è il ferro con i cazzi, scusi. Ha capito? È uno strano connubio. No. Ma mi sembra che lei non ha proprio niente da fare. Io c'ho una cosa di legno qui, me la lavorerebbe? Ascolti, perché non va a curarsi? Sì, poi, arrivederci. Arrivederci. Pronto, Ottavio? No. Non è Ottavio, il figlio? No, il nipote. Io voglio Ottavio, va bene? E lei non mi rompa le palle, mi dica che Ottavio me lo passa e basta, chiaro? Ha capito? Qui non c'è E Ottavio. lei non è Ottavio, me lo passi allora. Forza! C'è Ottavio, testa di cazzo! Lo so che Ottavio è una testa di cazzo, lo so benissimo e quindi ci voglio parlare. Sì, ciao. Allora? Pronto, polizia? Ah, senta, devo denunciare un furto. Mi dica, Mi hanno rubato le palle. peccato. Mi Peccato dispiace. dico io. Se le Infatti... faccia finte, porco, lei e chi l'ha generato? Ma chi è? Che cosa? Ma chi è, Totò? Armando? Ma chi parla? Sono il suo calci in culo, devo parlare con Armando, per favore. Calci in culo? Calci in culo, sì, c'ho una giostra, sono del Luna Park. È uno del Luna Park. Pronto? Pronto? Armando? Ma che vuole? Sono quello dei calci in culo del Luna Park. Lei un calcio in culo? Ecco, sì, ha capito quella giostra dove uno... Ma faccia sta zitta quella donna, per piacere, se no non si capisce niente. Allora, uno sta a sedere sul seggiolino... sta Pronto? sì, le dica che sta zitta. Cioè, uno sta sul seggiolino e ruota intorno, no? Ecco, qui siamo nei calci in culo. Senta, no, caro signor Armando, così non va bene, Lei non può venire sotto a calci in culo per vedere le cosce delle donne. Non va bene, signor Armando, basta. Va bene. Insomma. Lei che cos'è? Quello che lo prende in culo? Io che no, quello dei calci in culo. E allora si vada a fare una sega lei sul frigido. Ma signor Armando. Pronto? Sento niente. Pronto, Antonio? Sì. Ah, non mi sentivi? No, si sente piano. Piana? Si sente piano. Piana, molto piano. Ti volevo dire, andò.
Ah no, ma non mi riconosci, no? No, chi sei? Sono un concittadino, sono un vecchio... Un vecchio cosa, scusa un po'. Ma chi sei? Ti ricordi quello che ha studiato il cugino della sorella e le sorelle, le mamme, le zie, non ti ricordi, no? Sì, ma non ho capito chi sei. Quello che chi mi è morto. Ma dimmi il nome. Il nome! Mo te lo dico, il nome, mi chiamo Giuseppe mi chiamo. T'ha già detto il nome. Antonio. Sì. Sono Giuseppe. Giuseppe chi è? Giuseppe, il nome, Giuseppe. Ma chi è? Signora, lei è la signora Anna Maria Mazza? Sì, e allora? Ecco, io sono il signor Anno Mario Incudine, va bene? Mi chiamo così Anno, ma hanno chiamato Anno, che ci posso fare? Anno Mario. Senta una cosa, visto che appunto fra noi c'è un rapporto piuttosto violento, lo so, però l'importante è che di mezzo ci entri sempre qualcuno, no? L'importante è quello, no? Giusto? Ma io scusi, lei ora mi dice chi è, cosa vuole da me? Perché se no io faccio mettere il telefono sotto controllo e voglio sapere chi è lei personalmente. Ma gliel'ho detto! E allora si prende una bella denuncia, perché ora chiamo la Telecom e faccio vedere che numero ha lei di telefono. Ma signora, capito? Ma cosa vuol denunciare, signor Incudine? Certo, perché questi scherzi stupidi li vada a fare a sua sorella o fa sempre la mamma a sua mamma, non li fa a me. Signora, lei la mia mamma la lascia stare, e allora capito? Non mi lei la mia mamma la lascia. E guardo che numero ha. Lei la mia mamma la lascia. Lei la mia mamma la. Com'è? Io l'ispettore Derrick, ma signora, l'ispettore Derrick, bravo, sì. Quello della televisione. Esatto. Ecco, proprio bravo. Quello con gli occhi a palla. Ecco, lei è uno stronzo. Ma come si permette? Allora, lei dovrebbe ripetermi un paio di queste frasi e noi vediamo se corrisponde, perché ci sono dei sospetti. Allora, signor Oliviero, lei mi deve ripetere questa frase: brutta porcona, ti tromberò dalla mattina alla sera. Prego, ripeta. Signor Oliviero? Ma è uno scherzo? No, assolutamente. Ripeto, ma non c'è niente di male, probabilmente se non è stato lei non deve temere niente, perché i nostri rilevatori vocali, noi abbiamo una registrazione, quindi mettiamo in confronto. Ecco, brutta porcona, ti tromberò dalla mattina alla sera, prego. Brutta porcona, ti tromberò dalla mattina alla sera. Ecco, siccome il tono era un po'... Tutto lì? No, aspetti. Il tono, scusi, che sento che c'è sua moglie, magari... Sta un po' zitta a te. C'è mia moglie che parla. Sua moglie, ho capito. Pronto? Pronto, voglio parlare con Monica. No, non c'è Monica. Lei chi è? La figlia? O la figlia? È la figlia? Ma di chi? Di Monica? Ma chi vuole lei, scusi? Monica? Sì, ma lei chi è? Voglio Monica, quella che c'ha la fica fisarmonica. Sì, bravo stupido, bellina questa. Pronto? Pronto, vorrei parlare con Monica. Un'altra volta? Quella che fa la sexy telefonica. Ma non ce la fa niente te oggi? Oggi? Io oggi dovrei fare una cosa molto importante. E allora falla. Ma la devo fare con Monica. No, ma mi sembra con Monica. Comunque tu stia perdendo molto tempo, quindi vedi di andare a fare altre cose un pochino più serie, perché non mi sembri tanto serio. Io sono serissimo, non sto nemmeno ridendo. Ma sei parecchio stupido. Ma come ti permetti? Io non ti ho mica offesa, sai, chiunque tu sia. Ascolta. Io cerco Monica. Ascolta, per piacere, cerca di fare altre cose più serie, visto che mi sembra che tu ci abbia anche l'età per farle. Io ho l'età, sì. Va al lavoro se non ce la fa niente, invece di stare a rompere le palle alla gente. No, io sto lavorando. Pronto? 25 41 73. Ma come 25 41? Lei sta facendo l'84 90 92. No, questo no, 92 è eccessivo. 83. No. 12. Ma no, non è il mio numero. 45. No. Ma questo sta dando il numero dell'auto. Sì. Ma questo non è il mio numero. Lei non sta telefonando a questo numero. 3 4 12. Già detto. 29. Ma cos'è il numero del loto? 69. Questo è qualcosa di più, anche se vogliamo, vero? Giusto?
la sega lui. Ma oh mio Dio. Ma è sbagliato, lei sta telefonando. Ma come? No, zio, ma scusi, abbia pazienza. Se io le dico 23. 23. Oh. Senta, 23 non è nemmeno... Ma che città sta telefonando lei? A Buoniulo sto telefonando. Buoniulo. Ma qui siamo a Carano. Buoniulo ho detto. Buoniulo sei te, testa di cazzo. Te possono copiare tutto tranne il cervello. Dunque, allora vediamo un po'. Andiamo alla signora. Sì. Vai. Maria Giulia. Che bello Maria Giulia. Andiamo da Maria Giulia. E che gli si dice? Non ho la più pallida idea. Maria Giulia? Maria Giulia? No, non c'è, forse ha sbagliato il numero. No, un momento, questo è il numero di Maria Giulia, lei non è Maria Giulia, sarà la figlia? No, non esiste nessuna Maria Giulia. Non esiste nessuna Maria Giulia? Lei me lo può giurare sul suo grilletto? No, me lo giuri sul suo grilletto? Non c'è nessuna Maria Giulia. Me lo giuri sul suo grilletto, io ci credo. Io non giuro sopra niente. Nemmeno sul suo grilletto? No. Ma quando gliel'ho rammentata, ha avuto un momento di languore, dica la verità. È vero o no? Ma chi è, scusi? Ma chi è? Io cercavo Maria Giulia, mica lei, però già che... Cioè, gli ho chiesto... meglio l'elenco e troverà Maria Giulia. Infatti è proprio sull'elenco che l'ho trovata Maria Giulia. Come si fa? Allora o sa legge male, o è strabico, o ha bisogno degli occhiali. No, accidenti, quante cose. No, probabilmente mi è scivolato il dito sul grilletto, sa, a volte succede. Ah no, vabbè, non ci sono nessun problema. Sì, non mi si illanguidisca ancora di più ora, capito? Ma io non capisco, insomma, non c'è Maria Giulia, ma c'è lei, è già una cosa bellissima. Lei è maggiorenne? No. Oh mio Dio, ritiro tutto ciò che ho detto, e avanzo un'altra istanza, Ma Maria Giulia dov'è? Guardi, per favore. Oh mio Dio, e allora la saluto. Arrivederci. Arrivederci. Mamma mia, tanto non ha capito. Non ha capito. E ne sanno più. Scusa, mi fa provare a fare per bene il numero di Maria Giulia, perché può darsi che abbia veramente sbagliato. Aspetta, fammi sentire la linea prima cosa. Ecco. Che abbia veramente sbagliato. E se non ho sbagliato, non lo so. Il dito può scivolare in certe situazioni. Via, proviamo. Allora. Ci risponde sempre questa qui, sta sgrillettatina qui, no, se invece, non lo so. Sì. No, vedi, non risponde. Quindi, questa è un'altra casa. Pronto? Ah, è questa, signor Maria Giulia? Chi parla? Lo sapevo e prima mi c'era scivolato il dito. Ho fatto un numero, cercavo lei e invece mi ha risposto un'altra persona, avevo sbagliato numero. Chi è che parla? Sono Grilletto. Mi dica. Sono Grilletto. Sì, ho capito. Le sto parlando, appunto. Dunque, Grilletto parlante. Bella questa. Senta, signora Maria Giulia, io le volevo chiedere una cosa, un favore, se era possibile. Dica, io se posso, dica. Se può, perché insomma, effettivamente, insomma... Mi dica, venga al sodo che ho le persone a pranzo. C'è le persone, appunto, che c'ha un po' di brodo per me. Sì. Avevo bisogno di un po' di brodo. Sì, ma insomma, mi dica cosa desidera. Un po' di brodo, signora, se c'ha un po' di brodo. No, passo con la scodella. No, non ce l'ho. Non c'ha brodo? No, via, per cortesia, vuole altro? Il brodo, signora, il brodo, un po' di brodo. Mi passo una scodella, mi metto un po' di brodo e siamo a posto. Signora? Lo vedi, nemmeno un po' di brodo. Perché ho sentito Gallina Vecchia, io avevo sicuramente il brodo della buona. Per carità di Dio, la Maria Giulia non era quella che credevo. Io credevo, ma poi invece non era. Sì, vabbè. Va via. Sì. Ecco, facciamo questo, c'è la gente da mettere al tavolo, è molto importante, la tavola, the table. Telecom Italia. The bottle is on the table. Scusa, Telecom Italia, ma perché? Ma come? Vabbè, d'accordo. Facciamo quest'altro, sì, per carità di Dio. Sì, no, sì, ecco fatto, ecco. Va bene. Pronto?
Sì, pronto. Lei è la moglie di Vasco? Sì. È Vasco? È suo marito? Chi parla, scusi? Sì. Sì, cioè, è chiaro, se lei è la moglie di Vasco, Vasco è suo marito, no? Ma non c'è Vasco? Purtroppo non c'è lei più. non ha saputo niente, si vede che no, non sapevo proprio niente. Sono 9 mesi che è morto. Oh, mamma mia, mamma mia, signora, mi spiace, non so che dire, anzi, mi spiace perché amato aver nominato Vasco, forse le ha fatto un male. Purtroppo tanto la vita è fatta così. La vita è fatta così, signora. Lei come si sente? Insomma, così. si tira avanti, bisogna tirare avanti. Quello sì, è chiaro. Ma manca lei è viva. Ci manca perché mi manca perché sono sola, capirà. Sì, signora, la figliola guardi, non lo qui. le sono vicino, guardi. Mi scusi se Niente, non lo sapevo. ringrazio dell'interessamento, se l'ha saputo purtroppo. Non l'ho saputo. Allora, comproglianze, signora, buongiorno. Grazie tanto, grazie. Comproglianze? Che sai comproglianze? Non lo so, no. Povera donna, è la vedova, tanto per cambiare, no? I poveri Vaschi muoiano e le povere mogli rimangano vedove, affrante ma vive. Dunque, andiamo avanti, così sì, andiamo avanti. Però tutte persone di una certa età mi rispondono, o persone di una certa età, o minorenni. No, io voglio questa via di merda. Pronto? Sì, pronto, di merda? Sì, no, chi è che parla? Sono pronto, ma lei? È in merda? Io sono la mamma. La mamma di merda. Non me la può passare sua figlia? Sì, un attimo. Grazie. I merda mia. I merda. In realtà è Imelda con la L. Però, sai com'è. Pronto? Pronto, Imelda? Sì? Oh, ciao, io non so come dirti, ma guarda, io per me tu sei il massimo. Mi hai dato tutto nella vita, anche il lavoro. Ma chi è? Io faccio votatura Polsinelli, pensa un po' te. Tu mi hai dato proprio l'ispirazione, io non sapevo dove andare a sbattere la testa per trovare un lavoro. Poi ho pensato, merda, sì, votatore Polsinelli, mi hanno preso, sto lavorando bene, un po' di puzzo, ma tutto sommato va bene, Di merda? Sì. Ti volevo ringraziare, appunto. Prego. Perché sei stata la mia ispirazione. Buongiorno. Io sono quasi innamorato di te, c'ho un buon lavoro, sai. Male. Perché non ci sposiamo? Ho un buon lavoro, sai. Faccio il merdaiolo. Povera merda. Oddio, ma che nome. Io non metterei mai nome Imelda, perché poi uno può si può scendere facilmente nella cacca. Siamo in Toscana, avete sentito? Siamo in Toscana, voi lo sapete? Sì, oggi siamo in Toscana, Vabbè. Oh, guarda, mamma mia, che nome fiorito, che fiore raro e protetto, che fiore protetto e raro. Pronto, è del Mais? Marco? Sì. È tornata? Sì. Quanto so piacere. È tornata. Meno male. Ascolta, me la può passare un minuto o no? Sì, dimmi. Grazie. Dimmi. Grazie Marco. Cosa? No, dico, me la può passare un minuto? No, in questo momento no, perché è in bagno. Allora niente. In questo momento. Volevo appunto dire che è tornata, insomma... Mi è fatto un gran piacere, perché in caso più tardi telefonavo io. È tornata, meno male, vero? Sì, io guarda, l'ho trovata proprio... bene ieri, ma bene, sì, come veniva da me, gliene ho anche detto. Sì, tutta a posto. Calma però, è del Weiss. Che bel nome del Weiss. Ma te sei Simone? No, Marco, mi fa venire a mente, no, Simone, Marco Simone, Franco Simone, no, quello è sparito un'altra volta. No, volevo dire, ma dicevo, mi fa venire a mente le stelle alpine, no? Lo so. Questi fiori che non si possono cogliere, no. Per carità di Dio, se no sono molto protetti, se si trovano a cogliere una del Weiss, una stella alpina, sono fatti infatti, il mio figliolo, sono 20 anni che ha sposato, 22 anni fa, andò a Monte Boldone e c'era dell'albergo. Boldone o Bondone forse? Con la N, Bondone. Insomma, o Boldone o Bondone, non lo so. Vabbè. Ascolta, allora con uno lì dell'albergo che faceva da guida lo portarono insomma a fare una gita e trovarono infatti
le stelle alpine erano tutte protette, coperte, e gli disse: ma se ne può avere una? Che io ho la mamma che si chiama Edelweiss. Edelweiss? Dice: allora si farà proprio uno strappo perché c'hai la mamma che si chiama Edelweiss. Edelweiss, e hanno fatto proprio lo strappo. E Sì. quante ne ha prese? No, una. Una? No, era quella. E ora dov'è questo fiore? La lui. La lui? Sì. La lui, perché le Edelweiss sono fiori piuttosto, si possono conservare bene, vero? Sì, infatti, secchi. Sembrano, infatti dopo a me l'ha portate quelle che vendevano lì nei negozi, che sono dentro a un celofa, però da una parte sono aperte, l'hanno essiccate loro. Sì, le mettono dentro ai naili, ai celofi. Sì, infatti al celofa, in quel modo, molto spesso però e sembra di panno lenci. Sì, perché è grossina, c'ha questi petali grossi, è vero, sembra di panno, a volte li mettono nei quadrettini. Sì, infatti, io lo tengo sempre dove lui me l'ha portato. Di lassù, sempre lì, perché poi ho paura dopo che farli prendere molt'aria. No, nel cielo fa. Allora se lo devo mettere in un quadrettino di come sta ora, tanto vale che lo tenga lì. Perché lo tengo in una vetrinetta lì in sala, appoggiata lì a... Ma è un fiore raro, è un nome raro. Sì. Come mai ti hanno chiamata Edelweiss? Ma perché? Io sono nata a Ceciliano, no? Lì al Tucciarello, te lo sai dove è il Tucciarello? Come no, sempre a farmi c'era una signora che si chiamava Edelweiss e la mia mamma era incinta. Però io sono nata a Ceciliano, lì ci stava la mia zia. E la mia zia gli disse: se nasce una bambina mettili il nome Edelweiss. Infatti sono nata io e me l'ha messo, ecco. Ma un po' di tedesco ce l'ho, Ah sì? Sì, è vero. No, lo sai perché? Forse è tutto abbinato, io so anche dello zodiaco Leone, e allora questo nome così ho un carattere insomma un po' modo mio, ecco. Sì, va bene, ma insomma tedesco o anche italiano va bene lo stesso. No, lo so, però la stella alpina è tedesca, non è italiana. Come mai? Perché i nomi stranieri, specialmente anni fa, non li accettavano così facilmente. Infatti, io sono nata nel 34, il mio papà è andato in comune e dice: Edelweiss, no? Dice perché il nome è straniero. Appunto. E allora l'era morto uno zio, si chiamava Andrea, e io il mio vero nome è Andreina. Però se mi firmo è Andreina, ma se no tutti mi conoscono per Edelweiss. Te conoscono per Edelweiss, però anche sull'elenco telefonico che hanno messo, io sono andato a cercare il numero e ho detto: guarda, Edelweiss. Sì, Edelweiss e Badi Rosati, perché così c'è tutti e due. Ma questo si mise quando era piccolo Stefano, così c'era tutti e due i cognomi e via. E quindi hanno messo Edelweiss, ma senza la E finale, No, sono due S. Edelweiss. Edelweiss si scrive e Weiss si pronuncia. Brava, mamma mia, guarda Edelweiss, una donna come te, anche col tuo caratterino, insomma, un po' tedesca, perché chi comanda in casa, diciamo la verità? No, per quello non c'è padroni. In casa mia non ci deve essere padroni. Ecco. Ci si deve rispettare, però non ci deve essere nessun padrone. Sì. Gli obblighi non sanno solo i doveri, e le persone ci si deve rispettare. Mamma mia, sei proprio tedesca, le regole, Io però, se ho da andare da qualche parte... Parla. Dalla tua nonna lì ci sono stata. Ora Edelweiss comincia a parlare, no? Edelweiss ha voglia di parlare, ha voglia di raccontare tutte le sue cose, la nonna, questa e quell'altra. E noi ascoltiamo sì, ma fino a un certo punto, perché alla fine diventa solamente un bla 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 bla, tutte quelle cose che lei dice e che a noi non interessano per niente, però anche se non interessano sentiamo che questa persona sta parlando e parla e continua, ha preso il via, ormai conosco il tipo, sono queste persone a cui bisogna dar ascolto, perché se hanno bisogno diamo loro l'opportunità di parlare. Ma vedete, non importa quello che dice non ci interessa il suono delle parole e il fatto che lei non conceda pause al suo parlare, lei parla di continuo senza smettere mai, e poi quando si riferma rientro io e mi faccio sentire, ma intanto come sentite lei continua senza sosta, perché è partita, ha messo
ha ingranato la marcia e non si può fermare. Sì, è vero Edelweiss, e poi continua. No, ho detto, dopo c'era la ora le diamo la possibilità di continuare e quindi lei riprende e va avanti, sì, sarà molto interessante. No, non ce ne frega, cioè, non è per niente interessante quello che dice, perché sono fatti suoi, sono fatti spiccioli, però ecco come vedete, e continua così nel senso di questo e di quest'altro. No, si è ricominciato, possono intervenire, perché lei va avanti. No, si è ricominciato, bisogna che tu lo insegni, se non puoi dire tutte queste cose, la sua filosofia di vita, tutte le sue regole che si è fatta nella vita. Ecco qua. Esatto, Edelweiss. Io guarda, ti ascolto e sono incantato da quando comincio a parlare così. Io sto zitto, non voglio parlare, voglio solo ascoltare. Dimmi ancora qualcosa, vai. No, niente, ora vado via perché senti. C'ho da far da mangiare perché comincio il sabato per la domenica. Tanto lavoro Edelweiss, non ci fossi te. La tua mamma da me vero, vai. A imparare a cucire. Te non puoi avere un'idea, c'era tutta la famiglia, quanto se li voleva bene. Andava molto bene col Edelweiss, ma perché non me la dai e meno male, Edelweiss, che tu non me la dai perché tanto non la piglierei. Ma ti dico, guarda, Edelweiss, vai, parla, tu. Proprio, è così. E continua se vuoi. È così. Allora, non fermarti mai. Ringrazio che mi hai telefonato. Va bene, grazie a te per questa bella conversazione Edelweiss. Fiore raro della vita di ognuno di noi che ti conosce. Sì. Ecco, ciao Edelweiss. Ciao. Buon appetito. Sì, certo Edelweiss. Ciao. Non ero Marco, ma ero anche Simone, vabbè, d'accordo. Edelweiss. Ho composto anche una canzone per lei. Cosa vogliamo di più, Vabbè, è uno di quei casi che ogni tanto incontriamo di signore che hanno voglia di parlare e così noi possiamo andare avanti, insomma un nome così lo butti via? No, Edelweiss la tieni anche alle stelle alpine, va bene, d'accordo, ok. Edelweiss. Sì, però è un bel attacco per una canzone, insomma, che di merda, ma insomma. Pronto? Pronto, sì, buongiorno. C'è Pier Giovanni? Aspetti. Grazie, tesoro. Sì, sono suo amico. Va bene. Sì, ridi. Le mogli ridono sempre. Poi quando vengono a sapere la verità piangono. Ma capite le donne? Dio mio, Pier Giovanni, quanto mi fai aspettare? Pier Giovanni, Nini, quanto tu mi fai aspettare, guarda. Oh, Pier Giovanni, sono qui che gongolo, sfrigolo, mi sfrigola, sì, mi sfrigola. Mi sfrigola l'ano. No, è la più bella quella. Edelweiss, ma perché non me la dai? Edelweiss. No, meno male, non me la dà. E così via. Edelweiss. Io ce l'ho una stella alpina. Io ce l'ho. Davvero, ma non ho mica colta io. Pronto? Buongiorno. Devo parlare con Pier Giovanni. Ma che è il G? No, guardi, lei è proprio fuori strada. No, È proprio fuori strada, devo parlare con Pier Giovanni, sono un suo carissimo amico di letto. Pronto? Ma lei è il G, l'ha scoperto. Mi ha scoperto. Ah, già che mi ha scoperto, si scopre anche lei, così facciamo anche cosa di piacevole insieme. L'ho conosciuta anche di persona? Adesso, sì. Di persona? Sì. Oh mamma, davvero ci siamo incontrati? Sì. Cosa è successo fra noi? Niente. Ah, peccato, per la prossima volta. Grazie, e salutami Pier Giovanni allora. Va bene. Bye, ciao. Inevitabile, siamo in Toscana, uno va a Pier Giovanni e si ritrova una che t'ha pure conosciuto.
Però non ci ho fatto nemmeno male anche con questa, perché sono mica tutte belle come poi effettivamente esse sono. Ma che sto dicendo? Credo di avere veramente pochissimo tempo a disposizione. Esse domani io non potessi ritrombare te. Ma dai. Sì, no, sono quelle cose, se domani non potessi ritrombare te, mettiamo il caso che ti sentissi stanca di me, quello che basta all'altra gente, 35,5 non mi darà nemmeno l'ombra della perduta. Trombettita. Vabbè, d'accordo. Credo che l'ultimo, cioè, non so se ho ancora spazio nella zona registrazione qui, però non importa, andiamo su subito. Sì, facciamo questo, dottore, ce la facciamo alla svelta. Dottore. Dottore. Pronto, dottore? Chi è che parla? Dottore, senta, io c'ho un problema, c'ho la palla destra al posto della palla sinistra e la palla sinistra al posto della palla destra. Come fa, signor dottore? Se le mette di dietro. Dove? Ha capito? No, io non ho capito niente, scusi, di dietro è un po' vago, voglio dire. Ma scusi, lei chi vuole? Vago o retto? Dove... Vuole il veterinario oppure l'agronomo? No, voglio il veterinario. Ah, ecco. Perché mi si sono invertite le palle. Io credo, mi sono accorto di avere la palla a sinistra a destra, la palla a destra a sinistra. Dalla nascita, ma è strano, ecco perché poi ho delle strane reazioni quando... Insomma, allora può telefonare al mio figliolo, gli dà un bel consiglio. Lei che è l'agronomo? Sì. Ah, suo figliolo è il veterinario? Sì. Ma anche come agronomo si potrebbe fare qualche cosa. Sì, lei si intende di piselli? No, appunto, quindi vorrebbe magari darmi un consiglio. Si presenti, chi è lei? Ah sì, Piracca Laccattini. Come? Piracca Laccattini. È un bel bischero. Perché? Ma mica poco. Ma come un bel bischero? Ma perché mi chiamo Piracca Laccattini, scusi? Dottore agronomo, dottore... Ora, il problema con le palle invertite, ragazzi, è un casino, Io vorrei rimettere a sinistra e la destra a destra, L'uccello al centro, sì. Ma che sono partiti politici. Insomma, ragazzi, a volte controllate anche voi le vostre palle, potrebbero essere invertite. Io sono il G, il mio numero è 333 180 52 52. Chi mi vuole lo piglia e lo fa. Chi non lo fa vuol dire che non mi vuole, allora. Non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il